Bene, Wagyu, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da una fantastica vittoria sul Fenerbahce 3-0. 3-0. E adesso proviamo a fare la seconda di fila in Divisione 5. Proveremo anche in questa partita, in questa puntata, a disegnare il calcio per voi. Vediamo che cosa succede. Nell'ultima, io devo dire la verità, ho fatto un gol assurdo con Zilischi, veramente spaventosamente bello. Tunisia-Napoli, andiamo un po' nelle divisioni, intanto divisione 7 per questa squadra. Tunisia-Napoli, Club Africain Napoli. Attenzione, andiamo a vedere i nostri ragazzi come stanno. Vediamo, vabbè, loro hanno i soliti fenomeni, che te lo devo fare, c'è un lobo e anche il maestro che non stanno bene. Olivera sta bene, perfetto, abbiamo Caciuste per sta a terra, Gaetano, Elmas, quindi giocherà Elmas, mediano lo facciamo fare ad Anghissà ed Elmas mezzala, altrimenti ho anche un raspadore on fire, potrei partire proprio aggressivo, ci possiamo provare, aiuto. Parto aggressivo, parto con un 4-2-3-1 sostanzialmente, eccoci qua, con Anghissà e con Anghissà e Zilischi, e allargo un po' sulla fascia le mie ali e vediamo che succede, ragazzi. Che questa defezione di Lobotka mi fa cambiare modulo di partenza per questa partita. Facciamo un 4-2-3-1 molto offensivo, molto offensivo, e facciamo partire dal primo minuto il Giacomino Raspadori, che un po' se lo merita, Iniziamo, Tunisia-Napoli. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la più grande. Eccoci qua, Club Africain Napoli, ci proviamo. Ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certi. Si parte. La competizione e lo spettacolo in campo non modulo nuovo. Guadagnarne. Godiamoci 90 minuti. Si batte, perfetto. Se ne va. Proviamo subito un po' di pressione, ragazzi. Zilischi recupera una bella palla. Attenzione per Olivera la dà a Anghissà, di prima per Zilischi, dentro per Raspadori. Adesso abbiamo un giocatore che può fare da raccordo questo fantastico lavoro. Attenzione Kvaratskhelia che può crossare in mezzo, c'è Osimhen che prova a spizzare. Attenzione Zilischi, confusione totale in area di rigore della Tunisia. Non ne abbiamo approfittato, peccato davvero. Attenzione Zilischi, torna sul centropista, niente da fare. Attenzione Olivera, chiude su Joao e Felix. Olivera fantastico, la riesce a dare anche a Zilischi, che poi allarga per Kvaratskhelia, che appoggia per Raspadori, che si gira e la dà ad Anghissà, che prova ad allargare alla grande verso Politano. Politano si fa rubare palla, ma è fallo laterale per noi. Attenzione Politano dà a Zilischi, dentro per Politano, ancora fallo laterale per noi. Attenzione Di Lorenzo, la dà a Zilischi, appoggia ancora per Di Lorenzo, che appoggia ancora per Zielu, fantastico cross di Zielu, non riuscito. Di Lorenzo prova ad andare dall'altro lato subito, forse un po' frettoloso. Anghissà intercetta, la dà a Kvaratskhelia si gira dentro per Raspadori prova a mettere il cross, ci riesce, c'è Osimhen, niente da fare. Attenzione, prova a ripartire la Tunisia, Ostigar ferma tutto, palla per Olivera, vede Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, tacco per Olivera che la ridà a Kvaratskhelia, che appoggia ad Anghissà, che tira, palla di poco fuori. Bella azione, ragazzi. Zambo di sinistro prova a segnare ancora. Ne sta segnando tanti in questa stagione, Rilancio messo al fondo di Bonu. Di Lorenzo a sbettare, a contrastare l'attaccante. Attenzione Ostigard prova ad attaccare la Tunisia.
con Joao Felix. Zielinski prova a dare una mano, Olivera si fa superare, ma Di Lorenzo no, che però perde una palla sanguinosissima. Di Lorenzo la recupera alla grande e la dà a Politano, che si ferma. Politano vede Zielinski dentro subito per Anghissà, per Osimhen, ancora per Zielinski che entra, penetra Zielo, attenzione Zielinski, il cross in mezzo, c'è Raspadori, nuovo modulo funziona, Giacomino Raspadori va a riempire l'area incredibilmente, nonostante essendo alto 1,20 m. 1-0 Napoli. Raspadori mette a segno probabilmente il primo gol in questa stagione. Di Lorenzo recupera palla ancora per Politano, dribbling di Politano, se ne va Politano, incredibile, fantastico Politano, cross dalla tre quarti, Osimhen prova ad appoggiare dietro, non ci riesce. Anghissà non riesce a contrastare, Rachmani deve chiudere, Joao Felix, Meret fa un miracolo pazzesco e poi Olivera, palla per Zielinski che allarga per Krisha, Kvaratskhelia, scende Kvaratskhelia sulla fascia, Kvaratskhelia si ferma, dribbling di Kvara, fantastico, ancora Kvara che la dà poi ad Anghissà, dentro per Osimhen, si gira Osimhen, fermato dal difensore. Potevamo gestirla meglio, poi la palla arriva a Meret che salta, prova ad andare corto da Di Lorenzo, Anghissà subito verso Politano, fermato Matteo Politano, attenzione Zielinski, Politano prova a rientrare, a dare una mano, va dall'altro lato la Tunisia, ma Olivera, palla per Raspadori che dall'altro lato vede Politano che la mette giù, prova a darla ad Osimhen, niente da fare. Anghissà, attenzione, Di Lorenzo prova a chiudere, Rachmani sì, palla per Di Lorenzo, Politano prova a cambiare tutto verso Krisha, Kvaratskhelia che stoppa e se ne va. Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, se ne va Kvara, fermato poi da Pedri, incredibile. Osimhen prova a pressare alto, attenzione a Bonu, Politano arriva e stava per recuperare una palla fondamentale, importante, ma se la cava la Tunisia qui. Attenzione con De Jong che adesso mette palla giù. Osimhen ha provato a pressare a tutto campo, Osimhen, Anghissà, break di Anghissà, però si porta la palla in fallo laterale. Attenzione, ancora Anghissà qui, recupera palla dentro per Osimhen, palla fantastica di Anghissà, Osimhen, dentro Osimhen che cercava, ancora Raspadori, ma la palla non arriva a destinazione. Zielinski prova a cercare Osimhen che prova a spizzare, ci riesce, ancora il tiro di Raspadori e ancora è Raspadori e invece no, è Politano, Matteo Politano. 2-0 Napoli. Politano fa il pugile, spizzata fantastica di Osimhen e Politano appoggia facile per il 2-0 Napoli, ragazzi. 2-0 Napoli, bene così, avanti Napoli. Attenzione, Di Lorenzo prova ad attaccare la Tunisia che prova a cercare di rimettersi in partita. Attenzione Ostigard, prova a chiudere su Joao Felix, non ci riesce, ancora Joao Felix, Ostigard, Meret. Gioca bene la Tunisia, ma siamo avanti 2-0 perché stiamo giocando un po' meglio fino ad ora. Attenzione, Francesco De Jong, cross di De Jong, colpo di testa di Leao e Meret se la cava. Rilancio di Meret intanto qui verso Osimhen che prova ad appoggiare per Raspadori prova ad andare lungo verso Politano, palla lunghissima, Politano prova a recuperare, niente, calcio d'angolo ragazzi, ci regalano un calcio d'angolo pazzesco. Zielinski prova a cercare ancora Osimhen che prova a contrastare, niente da fare. Di Lorenzo, Anghissà perde palla, Anghissà, poi Di Lorenzo fa sfilare questa palla, attenzione Osimhen
molta confusione qui, molta confusione. Osimhen prova a dare una mano su Joao Felix, ma finisce il primo tempo 2-0, siamo avanti 2-0 in questo nuovo modulo. Bene così, avanti Napoli, aiuto, stiamo andando forte. Ma è difficile che accada, oggi è davvero in palla. Attenzione, si riparte subito. Ostigard larga per Olivera, che la dà subito a Kvicia. Kvaratskhelia che ha un po' di spazio. Kvaratskhelia, attenzione, va da Zielo, Raspadori, Olivera, Raspadori, Kvaratskhelia dentro per Zielinski che si era un attimo addormentato, niente da fare. Raspadori, attenzione, brividi per la Tunisia qui. Brividi per la Tunisia, ma la Tunisia o la Turchia? Mo mi sta venendo dubbi. Attenzione, Osimhen. Attenzione Anghissà. Ostigard, chiusura su Bruno Fernandes, fantastica. Poi ce la caviamo qui con Zielinski che la dà qui a Kvaratskhelia. Kvara prova a correre, Kvara se la allunga un po', Kvara che prova a crossare dalla tre quarti. Bonu ci mette le mani. Politano prova a chiudere su Leao che prova a lanciare lungo. Ostigard chiude e la dà a Zielinski che ha provato a cambiare subito ma è stato fermato regolarmente secondo l'arbitro. Poi Rrahmani prova ad andare da Kvara, troppo frettoloso anche qui Rrahmani, e poi Zielinski recupera palla, Olivera riesce ad arrivare da Kvaratskhelia, adesso Kvaratskhelia dentro per Raspadori, anticipato dal difensore. Attenzione Olivera ancora dentro Raspadori, fuori gioco di Raspa, fuori gioco di Raspa, che comunque mi sta piacendo parecchio in questo nuovo ruolo, nuovo che poi è il suo, forse comunque la Turchia ne ha Tunisia, vabbè. Attenzione Anghissà, palla per Politano che appoggia per il capitano che però si fa scippare la palla. Forse abbiamo un po' rischiato qui. Attenzione De Jong dentro, Meret ci mette i pugni e poi Zielinski che appoggia per Kvaratskhelia. Attenzione Kvaratskhelia dentro per Raspadori. Raspadori la dà ancora a Kvara, troppo lunga palla di Raspadori per Kvaratskhelia. Ed Anghissà però recupera palla, la dà a Osimhen che allarga in profondità verso Raspadori, voleva allargare verso Kvara, vabbè. Bonu rilancia lungo, c'è Rrahmani che deve chiudere su Pempè, ci riesce, poi Anghissà la dà a Zielinski che allarga per Kvara che appoggia di punta. Troppo macchinosi qui, attenzione Anghissà prova a dare una mano, non ci riesce, Leao fermato da Di Lorenzo e Anghissà insieme, perdiamo di nuovo palla ma la recupera ancora Zielinski. Zielinski troppo macchinoso qui, perdiamo palla, attenzione Leao, Di Lorenzo, palla per Zielo. Zielo prova ad andare in profondità, De Jong appoggia dietro, arriva Osimhen in pressione anche su Bonu. Raspadori, Osimhen recupera palla e poi la dà dentro per Politano, almeno ci ha provato. Troppa fretta, troppa fretta. Leao prova un gioco di gambe, se ne va, ma Rrahmani chiude ancora su Bruno Fernandes e poi fa correre Politano, se ne va Politano sulla fascia, Politano, si ferma Politano, guarda in mezzo al cross di Politano, niente da fare. Anghissà per Kvaratskhelia che prova a piazzare, ma Bonu la para, rilancio di Bonu subito, prova a velocizzare, Ostigard. Rrahmani recupera palla, Politano dentro per Raspadori. Attenzione Kvaratskhelia prova a recuperare, niente da fare. Pempè, Ostigard deve chiudere su Pedri, attenzione Pedri, Ostigard comunque lo disturba parecchio anche se non riesce a recuperare palla. Raspadori, attenzione Rrahmani, Pempè va dentro Leao e Bruno Fernandes si devora il gol che gli avrebbe permesso ai nostri avversari di riaprire la partita. Serve qualche forza fresca, forse siamo anche un po' troppo sbilanciati, Comunque sicuro entra Elmas, ecco. Sicuro entra Elmas al posto di Zielo e facciamo entrare anche Gaetano al posto di Raspadori e facciamo stare un po' più giù, un po' più trequartista, così Osimhen pure lo scaliamo e avviciniamo un poco, stringiamo un po' il campo, stringiamo un po' il campo
E faccio entrare Gaetano. Simeone no, Zerbi no. Il resto è tutto ok. Nathan, Ostigard forse un po' stanco. Rischiamo Nathan per questo finale. Quindi dentro Elmas, Nathan e Gaetano, ragazzi. Gaetano. Meret prova ad andare lungo. Meret. Attenzione, Osimhen prova a spizzare, niente da fare. Elmas, Olivera, chiude Olivera, fantastico. Vede Kvaratskhelia con un po' di libertà. Kvaratskhelia prova ad andarsene, fermato da De Ligt. Attenzione, Kvara su De Ligt, recupera una gran palla, ancora Kvara, dentro Elmas per Gaetano, che si divora il suo primo gol stagionale. Gaetano, peccato. Bonu, rilancia lungo, attenzione. C'è Nathan che fa un grande anticipo e la palla finisce sui piedi di Kvaratskhelia. Dentro per Nathan che la dà Kvara, si ferma, ha fermato Kvara, peccato. Elmas poggia per Olivera, la dà Kvaratskhelia sulla fascia, attenzione. Kvara prova il dribbling, fermato ancora da De Ligt, ma la palla finisce ad Olivera che prova il cross. Troppo tempo per Olivera per cercare di questo cross, attenzione. Prova a riattaccare la Tunisia con Leao, c'è Di Lorenzo che prova, Tunisia o Turchia, ma non lo so più veramente. Meret blocca e rilancia Osimhen. Attenzione, Rrahmani e poi Gaetano. Rrahmani perde palla praticamente. Politano, ragazzi, la partita è praticamente finita. Osimhen recupera una gran palla, se ne va Osi sulla fascia. Osimhen, dribbling di Osimhen, la da Gaetano che prova a crossare per Elmas, la parata di Bonu finisce qui. 2-0 ragazzi, maturato nel primo tempo, partita comunque dominata, vittoria giusta e sono 2 vittorie consecutive in Divisione 5.